Resta ricoverata nella terapia intensiva dell'azienda ospedaliera in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stazionarie, un segnale incoraggiante per la studentessa 22enne di Milano investita da un pullman di linea ieri mattina a Padova. Erano le 8 quando la giovane, che frequenta l'università, è stata travolta mentre attraversava in via Gozzi sulle strisce pedonali proprio davanti al comando della polizia locale. Immediati sono stati i soccorsi prestati alla giovane dai passanti e dagli agenti che poi hanno condotto i rilievi. A lungo è stato interrogato l'autista, un 57enne molto esperto, che è risultato negativo agli esami alcolemici e tossicologici. Sull'incidente anche Bus Italia Veneto ha aperto un'indagine interna. L'autobus coinvolto prestava servizio sulla linea 2 Carrare e in quel momento proveniva vuoto dalla stazione diretto verso il centro città. C'è da capire cosa sia accaduto e quali siano le esatte cause del drammatico incidente. Nel frattempo, anche dall'azienda, massima la vicinanza alla studentessa e alla famiglia, nella speranza che si possa riprendere al più presto.